cioè? Quando ammazzano chi ha fallito, qua c'è stato una guerra aperta da Santa Paola e Bellera, con l'appoggio dei gruppi come la Savasta e tanti gruppi altri. Si è formata una famiglia grande contro Santa Paola, anche i laudani, ecco, facevano parte. I laudani di quale, con chi erano? Con Bellera, contro Santa Paola. E il gruppo della Savasta? Con Bellera anche, contro Santa Paola. Lei sa riferire alla Corte quale fosse la situazione del mercato ittico di Catania sotto il profilo di eventuali controlli di questo mercato da parte di organizzazioni criminali? Ma nel mercato ittico prima c'era il gruppo da Savasta e più quello dei custodi, perché c'era Paolo Fighiera che si prendeva una percentuale sopra dei guadagni dei pesci spade. E poi con tempo, nell'89, nell'88 o nell'87 era entrato anche il gruppo di Santa Paola, in occasione di Franco Lombardo, che questo è defunto, che è stato ucciso. E prima di scendere su altri particolari, dico in che cosa consisteva questo controllo e queste divisioni nel controllo del mercato ittico? Ci vuol far capire? C'era il pesce azzurro, e il pesce azzurro un mistero che si prende come vendi oro, come pesci spada. Mi faccia capire, non ho sentito proprio. Questi pesci spada sono oro, perché il pesce spada è un alimento che lo usano tutti i casi del pesce, sì. E perciò dei pescatori lo pagavano quando volevano loro, e poi nei commercianti ce lo davano al prezzo che volevano loro, come Pipparappato, che era un commerciante. Ecco, voglio capire come avveniva questo controllo. Lei ha parlato, che mi pare di aver capito, che prima c'era soltanto la Savasta e poi successivamente... No, c'erano i custodi, che era Paolo Fighiera, e più la Savasta che era Pipparappato, Basta Giuseppe. Basta Giuseppe. Ecco, e successivamente cosa è accaduto? Nell'87, 88, 89, come ha detto lei, cosa è successo? Che c'era questo maniaco di pesce che si guadagnavano soldi a palate. No, mi scusi, lei ha detto che è subentrato anche il gruppo Santa Paola. Come è subentrato? Per mezzo di Franco Lombardo, perché Franco Lombardo c'era il pesce azzurro, il pesce minuto. Ecco, ora ci vuole dire in che cosa consiste questo controllo del pesce? Qual è il guadagno che le organizzazioni criminali... Il guadagno è enorme, perché il guadagno del pesce non si può considerare la somma che si può prendere, perché ognuno come la Savasta ogni mese prendeva anche solo lui della sua parte anche 80 milioni al mese. Ecco, ma come li prendeva? Questo nell'82. Ecco, come li prendeva questi 80 milioni? Volevamo capire questo. Lui era un socio, come un socio, ma era una camura, per mezzo di Pippo Asta, che si diceva che era suo zio, ci ha trasuto anche la parte, e più c'eravano la parte al gruppo della Savasta stesso. Ma chi gliela dava? I vari titolari di box all'interno del mercato? Parappato. Ecco, Pippo Vasta, sì, però dico, come si recuperava questo denaro? Volevamo capire il meccanismo. Nella vendita del pesce spado. Ma tutto il pesce spada era per un certo periodo di tempo di proprietà della Savasta? Cioè, come avveniva? Volevamo capire un po' la piazza del pesce spada era di Paolo Fighiera e di Pippo Vasta. Il guadagno mettevano un commerciante, mettevano un pescatore, ci pagavano a 8.000 euro chilo, e allora nel mercato ittico il pesce spada veniva venduto, mettevamo a 25.000 lire, e poi tutto quello era tutto il guadagno, e più ci rubavano nel peso, e cioè era tutto oro quello che guadagnavano. E quando è subentrato invece il gruppo Santa Paola, come avveniva questa divisione? Il gruppo Santa Paola era entrato prima di tutto per Affio Fighiera, e poi per
per Franco Lombardo qua Pesce Azzurro, perché questa idea ce l'ha dato Franco Lombardo, perché a Fighiera poi ha fatto parte del gruppo di Santa Paola. Perché in precedenza di quale gruppo faceva parte? No, in precedenza era un lavoratore, un commerciante con suo zio, con Paolo Fighiera. E Paolo Fighiera è vivo? Paolo Fighiera, come mi risulta a me, mi risulta che è vivo, che è vivo a Roma. Poi non lo so se è morto. Mentre Franco Lombardo? Franco Lombardo è stato assassinato. Anzi, chiedo scusa, devo precisare questo dettaglio che ho portato a Bologna nel 95 Non ho capito, mi scusi. Di gennaio. Devo precisare una cosa per Franco Lombardo, e cioè, nel periodo di gennaio, quando ho deposto a Bologna nell'85. E che cosa? Nel 95, scusi. E che cosa? Che ho sbagliato la data perché è stato ucciso nell'88. Comunque lei aveva detto non mi ricordo bene, quindi lo aveva già, ecco, è stato ucciso nell'88, sa dire da chi è stato ucciso o da quale gruppo? Il gruppo era quello di Santa Paola, il mandante è stato Calogero Campanella, per motivi che questo qua era un commerciante di pesce, e Spada faceva parte del gruppo di Cavarduzzo, era uno esperto a vendere il pesce e si gestiva le cose come voleva lui. Il guadagno ci faceva vedere di lontano. Cioè, mi faccia capire, il Lombardo era... Faceva parte del gruppo del gruppo? Dei Cavarduzzi. E più era un commerciante. Ecco, ma il gruppo dei Cavarduzzo era collegato con il gruppo... Sì, erano parenti di Santa Paola, erano tutta una cosa. E quindi perché sarebbe stato ucciso? Perché lui tutto il guadagno ci faceva vedere di lontano, ci faceva vedere una piccola somma, invece quando lui guadagnava sbagliate di milioni. E le ricorda se il Lombardo era parente di qualche altro personaggio? Di Ano Guglielmino, che è stato ucciso, che sono stato anch'io a partecipare a questo omicidio. E quando è stato ucciso il Guglielmino? Nell'87 di marzo, di domenica. E il Guglielmino in quale organizzazione era inserito? Sempre nei Cavarduzzo, che erano tutta una cosa che è Santa Paola. Quando lei dice Cavarduzzo, intende riferirsi a una organizzazione criminale facente capo a chi? Ma faceva capo sempre Netto Santa Paola. Sì, dico, Cavarduzzo è un soprannome, uno pseudonimo. Cavarduzzo è un soprannome, si chiamano loro di cognome, non mi sta venendo in mente come si chiamano, ma Ferrara. Lei in che, vuole dirci i periodi di detenzione? I miei? Sì. Quando sono stato arrestato? Sì. Nel 91 di maggio. Maggio 91. Sì. E in precedenza, quando l'ultima volta prima del 91 era stato arrestato? No, una volta sono arrestato nel 77, ma poi sono uscito a sotto. È un'escursione. Nel 91 è stato arrestato per che cosa? Per portaposivo di arma da fuoco. E la condanna cui ha fatto riferimento adesso, mi pare per omicidio, per quale omicidio? Ho chiesto Pegaso, quello Garozzo e più 71. E lei in particolare per quale omicidio è stato condannato? Trovai a Orazio. Orazio. Signor Finistad, lei ha detto di aver militato nel gruppo della Savasta. Sì. Nell'82. Può dire fino a che periodo ha militato in quel gruppo? Fino all'89. E poi ho passato, volevo passare, ora che mi ricordo, prima c'era una parola con Angelo Stabile, perché si conoscevano da vecchio tempo di carcerazione,
con Calogero Campanella e dovevamo passare nel gruppo di Calogero Campanella. Visto che Filistad dovrebbe parlare più lentamente in modo che si può verbalizzare meglio. Scusi. Dovevamo passare nel gruppo di Calogero Campanella, che sarebbe Santa Paola. Visto che Calogero Campanella ne ha fatto una proposta che dovevamo passare nel gruppo dei Mappassoti. Dopo che abbiamo fatto parecchi incontri, sia magari nell'albergo notturno, sia nei ristoranti e di altri parecchi ristoranti che ci sono a Catania, come a Siciliana, come Rustico, come Giardino d'Inverno, in tutti questi locali facciamo riunione parlando per i nostri problemi con Santa Paola, con Calletto e con Addo Iaccolano. E mi dica, stabile con chi si collocava? Con Calletto, Campanella, che sarebbe Calogero Campanella e Addo Iaccolano, che si conoscevano da vecchio tempo. E allora, come ci sto dicendo, loro volevano fare, visto che da parte di Santa Paola non si prendevano altre persone di altre famiglie, dice passate, dice col gruppo, dice dove ha passato, ma siete sempre Santa Paoliana, qualunque cosa c'è, ma noi siamo sempre vicino a voi, facete dice che siete un nino pufferente che sarebbe un passato, che lui sa quello che deve fare. Io con Piero Puglisi, dopo che facciamo questa riunione, a me non mi è stato bene, ho parlato con Angelo Stabile, Angelo, visto che io ci ho fatto nell'82 una guerra contro Santa Paola, se questi qua lo vengono a sapere che fanno, non ammazzano a te e mia, visto che c'è quell'altro con Salvatore Vittorio, cerchiamo di fare pace e ne mettiamo chi custode, e così abbiamo fatto. E poi abbiamo fatto pace con Salvatore Vittorio e ci mandiamo a dire da parte di Santa Paola, di Calogero Campanella, se ci stava bene che noi stavamo passando chi custode, visto che c'era Angelo Barbera che stava bene da parte di Santa Paola, non ci stesse, l'ha preso a cuore perché si poteva dire che eravamo lo stesso, a uso che eravamo che Santa Paola, perché Barbera era più Santa Paola che Cussoto. E quindi il Barbera però il Barbera con chi era schierato? Che Cussoto era responsabile di Cussoto. Ora, quando lei utilizza la parola stava bene, cosa vuol dire? Ha detto Angelo Barbera stava bene con Santa Paola. Si poteva dire che Barbera, che era Cussoto, uno che apparteneva a parte di Calogero Campanella e di Addo Iaccolano, perché passavano una bella amicizia e allora si favorevano di una buona parte come mercato ittico, che poi ficano tutta una fusione. Lei ha parlato di una riunione poc'anzi, allorché bisognava discutere se lei doveva in qualche modo entrare nel gruppo del Santa Paola o del Malpassoto. Questa riunione dove si tenne? Se ne sono fatte parecchie, una si è fatto all'albergo notturno. E chi era presente in questa riunione? Ma questo giorno c'era Iaddo, Calogero Campanella. Aldo chi? Addo Accolano, Calogero Campanella, Petro Puglisi, Nino Pufferente e Chiappio Fighiera. E nel suo frattempo si è parlato anche per pesce spada, perché Angelo Stabile era uno che se ne intendeva di pesce spada, che sapeva che cosa significava il pesce, uno che nasceva la pescheria, che vendeva il pesce. Sì. E poi si è parlato per fattore che noi facciamo passare in un gruppo di Pufferente. Dopodiché io mi sono fatto un esame da me stesso, se Angelo a me non mi sta bene, visto che ci ho fatto la guerra e visto che là c'è la mafia, noi abbiamo la vita organizzata, come sbagliamo ne fanno pezzi. E mi dica una cosa, Filistad, ha parlato del Campanella. Sì. Lei da quanto tempo conosce il Campanella? Ma circa dell'88, prima non sapevo chi era, lo sentivo dire con
fumature di lova che sentivo dire sempre nel cortile dei Poggi Sant'Onino, queste due persone. Cioè quindi lo conosceva di nome prima dell'88, Sì. E non l'aveva mai visto fisicamente il Campanella prima dell'88? No, E quindi l'ha conosciuto nell'88. Sì. Può indicarci in che occasione? ma un'occasione che Angelo Stabile si sta recando a Picanello per una discussione di uno e ha visto a Calogero Campanella e l'ha presentato così, mi chiama in mente e basta. Lei sa se il Campanella, se sa per conoscenza diretta, signor Filistad, se il Campanella si è reso responsabile di fatti delittuosi, di reati? Ma questo Campanella nel 90, quando ci abbiamo fatto una visita che c'era anche a Doiacolano, io, Angelo Stabile e Barbera, a torrefazione a Picanello. Torrefazione quale? Torrefazione del caffè, Lorè. E allora ci siamo recati a Picanello e stiamo trovando a Doiacolano e a Calogero Campanella e stiamo parlando. E dov'è che stavate parlando? Fuori del locale, eravamo fuori nella piazzetta e si sta battendo a Calogero Campanella e ci sta dicendo a Barbera: senti una cosa, c'hai belle persone vicino a te, c'hai belli uomini vicino a te. Si parte Barbera e ci sta dicendo: Gallo, che cosa stai dicendo, che parole dici? Dice: senti, su come c'è stato più di una volta persone, tutto il gruppo che si hanno accattato roba, dice, da parte di noi altri, che sarebbe questo che c'era roba. Roba che cosa? Droga, eroina e cocaina. Mi sta sfuggendo il nome. E allora, come lo ricordo lo faccio presente. E allora si sta battendo, visto che più di una volta, sia a Giovanni Mavilla e sia a Giacomo Pizzaiolo, l'hanno perdonato. Perché un coppo se ne è pigliata la roba, un coppo non ce l'hanno appavato, c'è stato un pochettino di disagi. E queste persone che ha indicato appartenevano a organizzazioni malavitose, il Mavilla e Questi l'altro? qua facevano parte del gruppo dei custodi di Angelo Barbera. E si erano comprati dello Si stupefacente? prendevano roba Da chi? da uno che apparteneva al gruppo di Calogero Campanella, Ricciardello. Si chiama Ricciardello. E allora Calogero Campanella dice: senti Angelo, visto che non posso buttare più a sto Ricciardello, fammi una cortesia, perché si era pigliato, dice, 20 milioni di roba di cocaina, dice, ce ne buttano orecchie e se ne pigliano una ultra 20. La rimanenza che ci devono dare, dice, c'è da dare 100 milioni, fammi la cortesia. Piano, Filistad, deve parlare più lentamente. Sì, perché sono più i malacompassi che stanno fanno fare che te altre cose. Di che ce lo do? Filistad, però non mi ascolta, deve parlare più lentamente, se no non riusciamo a verbalizzare. Sì, scusa. E allora, ci sta dicendo Calogero Campanella, queste due persone si stanno prendendo Allora, Campanella sta parlando con Stabile? con Stabile e con Barbera, io c'era presente io. Dice, sta dicendo sia per Mavilla Giovanni che sia per Giacomo Pizzaiolo, che si pigliano, la prima volta si pigliano 20 milioni di roba e ci resano 10 milioni. Dopo che ci resano questi 10 milioni, si pigliano una voce 20 milioni di cocaina e di eroina. E ce ne stanno a dare 20 milioni. Dici, io a Ricciardello non posso sentire più, te la sbrighi tu, visto che sono connuto tutte e due. Sento una cosa, quindi il Campanella stava riferendo, se ho compreso bene, che il Licciardello si era lamentato che non gli era stato corrisposto. Ricciardello era uno che faceva parte del gruppo. Sì, ascolti, è solo per cercare di comprendere. Parla, scusa.
Il Licciardello si era lamentato con il Campanella perché non gli era stato pagato un certo prezzo per lo stupefacente fornito. Il Licciardello si è lamentato con Campanella perché giustamente, sapendo che questi qua appartenevano a Angelo Barbera e visto che c'era una splendida amicizia, che si poteva dire che eravamo tutta una cosa, e allora si era volto a Campanella per non ci fare del male a quelle. Sì. Mi ha seguito? Sì. E Licciardello, lo ricorda il nome del Licciardello? Il nome non me lo ricordo, io mi ricordo che è uno bassino, grosso. E dove se la faceva Licciardello? Al Picanello, perché è di Picanello. Lei sa se questa persona è viva o è morta? Questo non ce lo so dire. Allora, continui. E allora, dopodiché ci sta facendo questa discussione, Barbera era un pochettino ingazzato, dice vabbè, calmo, scusa della parola, dice vabbè calmo, e noi ne stiamo scendendo a Catania, di Picanello ne stiamo scendendo no quartiere, o Passaredo, che sta incontrando... Che quartiere è questo qua, o Passaredo? Vicino San Cristoforo. E non sta scontrando a sto Giacomo Pizzaiolo e a sto Mavilla, e ce n'ha detto di tutti i colori Barbera, qua l'ha preso proprio, non ci ha dato solo botti, e ci sta facendo votare i soldi, ci sta facendo votare 10 milioni, e sto Giacomo Pizzaiolo ci sta portando al logo di 10 milioni tutti da segni e di soldi liquidi. Dopo un paio di giorni che questo ci ha portato i soldi, ci stiamo scontrando che facciamo una riunione per mangiare, o lungomare perché era 10 strezza, c'è un ristorante, ci siamo messi a mangiare, si parlava di pesci spada, e con Angelo Stabile, perché era in questo ristorante, io, e Angelo Barbera, e Angelo Stabile, e a Fio Maugere, e a Doi Accolano, e Calogero e Campanella, ci siamo messi a mangiare e si parlava per il mercato ittico. Poi fattore che Paolo Iaffi Fighiera non ce la faceva più da solo e voleva l'aiuto se ci poteva dare un occhio per Angelo Stabile che se ne intendeva di pesci spada. Dopodiché, mentre che si parla così, perché ci dice tocco, dice di uno degli asvire. Ma chi è che parla? Chi è che parla? Questo Calogero Campanella, che poi ci ha detto una parola diversa, non ci ha detto io lo sto dicendo così perché è una parola più vocale. Dice, vede che hanno fatto un'azione, dice, abbastanza bella, dice, proprio ti stanno fanno valere, dice, 100 lire, se meritano solo ammazzati. Dire che mi portano un assegno di 4.900.000 lire di una rapina. Meno male che io, se avevamo abbastanza amicizi, e sta cosa, dice, non si è scoperta, perché se erano altre persone, dice, io ho un galera con tutte le scarpe. Secondo te, che ti pare una cosa bella? E ha provocato a Barbera per farci del male a queste qua. Barbera dice, sta bene, dice, quando sono 4.900.000, sta bene, ora maschero io, ora ammazziamo il chiste. E allora, dopo che finiamo, ne stiamo salutando tutte cose, dopo 2 giorni, io e Salvatore Scaravilli ci stiamo recando con 5 milioni ad orafazione per buttarci questo debito che ci doveva dare per questo assegno, che questo ce lo dovevo capire chi se l'ha fatto scambiare. Dopo che ci stiamo recando, o Viale Africa, mi fermano a pattuglia. Mi fermavano a pattuglia, mi chiedeva il documento che io non gli faccio, chiamo di etichetta. Dopodiché sta passando una volante, uno di quale che questo qua mi conosceva, e ci ha messo una parola bene, e ne ci ha fatto, non ha fatto andare via, senza documento e senza niente. E noi stiamo recando ad orafazione. Visto manca a letto, ci resi i soldi, tutte cose, dice come finivo, che ci rompevi i corna e Angelo, a stare con noi. Dice no, e finiva la discussione. Noi ci facciamo una riunione per cercare queste 2 ragazze che appartenevano a noi stessi, ne danno qualche o Passaredo, che c'è una bottega di vendita di polli e fa magari di formaggio, di genere alimentare. E ne riuniamo tutte quelle che erano, che facevamo parte del gruppo. Parlando, si decideva che sono ammazzare questi, perché la mala comparsa che ne stavano fanno a cucchiare dopo che erano improverate più di una volta, facevano sempre un sotdio. E stabiliamo che sono ammazzare.
Il giorno prima, il giorno dell'omicidio, che pomeriggio si ammazzano questi due, allo stesso momento, questione di mezz'ora, mi stanno fermando o passerebbero a via Pauletti di mattina. E eravamo parecchi componenti del gruppo di Angelo Barbera e ne stanno fermando i carabinieri di piazza Dante e ne fermano mia, Angelo Stabile e a Cristofolli Francesco, a uno che si chiama Torriduzzo, che si chiama De Mauro e parecchi componenti. Quando stanno scaleando e vicino a noi c'erano una Vespa 50. Scusi, vi hanno perquisiti? Sì, a noi addosso ci stanno percosendo, ma solo che c'era una Vespa vicino al benzinaio della via Pavoletti, troppo Passarello, che c'erano due pistole dentro la Vespa. E i carabinieri ne scaleano questa Vespa, ne scaleano solo addosso, che poi ci sono i verbali del FEM che c'è stato, perché verbalizzano tutto, questi di piazza Dante. Questo avvenne il giorno prima il giorno stesso dell'omicidio che c'è stato, perché sono verbalizzati e me lo ricordo come se fosse ora. E allora ne stanno scaleando a tutti pare. Una Vespa non si addonano che c'era in 765 e in 38 e ne stanno fanno andare verso le 7, le 7 e mezza si stanno individuando sia il Giacomo Pizzaiolo nella via di San Cristoforo e ci stanno venendo due persone del gruppo ammazzarlo e sia Giovanni Mavilla vicino nella travessa do Futtino, che si chiama questa, che mi sta sfuggendo la piazza, come si chiama, come me lo ricordo la mente chiama, e si stanno ammazzando a questo qua, sempre lo stesso gruppo di noi stessi, con la quota che hanno dato, con la mottone che hanno dato Calogero Campanella. Queste cose non sono da fare. Cioè, siamo nello stesso giorno in cui vi hanno controllati? Sì, nel 90. Nel 90. E allora quello stesso giorno cosa stava avvenendo? La piazza Risorgimento. Piazza Risorgimento cosa stava succedendo? Ammazzano a Mavilla dentro una lancetta. 16 waffole, che era di proprietà sua, che sono accattato di Mavugere e Affio. E chi è che ha commesso l'omicidio? Queste sono state, lo posso dire, no? Se lo sa, sì. Queste sono state Mavugere Mario e Console Maurizio e di staffetta e di palla ha fatto Mavugere Mimmo. E questi, le persone che lei ha indicato, a quale gruppo appartenevano? De Custode, di Angelo Barbera. E quindi è stata una eliminazione interna, diciamo? Sì, da noi stessi. Allora, poi lei ha cominciato a fare un discorso su Campanella, sì, dicendo che questi patti sarebbero stati fatti dai patti diversi, e forse io non ho compreso bene. Non ho capito la parola. Lei ha cominciato poi a parlare di Campanella. Sì. A che proposito? Ho parlato per Campanella per questo qua, perché se Campanella non c'era la spinta che ha provocato che Angelo Barbera non si ammazzavano questi due. Quindi il Campanella avrebbe sollecitato il vostro gruppo a fare questa eliminazione interna? Sì, come parecchie volte anche c'è un altro particolare, come a Tano Ponzio, che ne hanno invitato più di una volta ad ammazzare a Gaetano Ponzio, perché Gaetano Ponzio ci ha fatto del male anche di onore. E questo omicidio è avvenuto? È avvenuto nel 91, di gennaio, 17 di gennaio del 91. Sempre vicino a Cosa dei Polle, Augusto. Ma sempre queste qua sono state del gruppo di Santa Paola stesso, di Calogero Campanella. E sento una cosa, lei, Campanella, il gruppo Santa Paola avrebbe sollecitato o avrebbe consumato direttamente l'omicidio? Di Ponzio? Sì.
consumato l'omicidio, perché parecchie volte l'ha chiesto a noi e noi prendevamo tempo sia a Barbera sia a Angelo Stabile, qua facevano sì ora Iaddo non ti preoccupare, perché poi sapevano per quale motivo erano, perché sia Tano Ponzio sia Scaravillo Orazio sia Tano Maruducco che sarebbe Nicozza e sia un Getto Melone a Pozzo di Gotto a Bazzallone a Graci e a Costanzo Carmelo, costruttore, ci chiedevano 1 miliardo di pizzo per fattore da linea d'Oceano. Aspetti un attimo, Filistad, aspetti un attimo. Questo episodio è legato all'omicidio del Ponzio? È legato a tutti e 3 omicidi. Allora, aspetti un attimo, fermiamoci qua. Dovrò fare questa domanda. L'omicidio commesso nel 91 fu commesso dal vostro gruppo stesso su sollecitazione del Campanella? Presidente, c'è opposizione, possiamo parlare della causale degli omicidi trattando in questo momento il processo per associazione, non di come e di chi ha commesso gli omicidi. Ha un'altra sede quel processo. È accolta l'opposizione. Era solo per chiarire, una volta che già aveva fatto delle affermazioni, anche per chiarire la posizione della Campanella eventualmente, una volta che ha dato delle risposte che per certi versi non sono state comprese. Comunque prendo atto e vado avanti. Comunque chiariremo la posizione degli omicidi nella sede opportuna. Sono già state rese le dichiarazioni, poi le interpreteremo, avvocato. Lo dicevo anche nell'interesse di tutti. Vado avanti. Scusi, veramente alla dichiarazione che noi troviamo in atti, e cioè quelle assunta al dibattimento a Bologna, di tutte delle 3/4 delle circostanze di cui sta facendo lo scandaglio l'ufficio della pubblica accusa, non c'è traccia. Questo dico per la puntualizzazione, dottore Marino. Ma solo che l'ufficio del pubblico ministero ha fatto le domande specifiche circa dei fatti che risultano in ordine a delle persone imputate in questo procedimento, avvocato. Io osservo la difesa che poi vorrebbe sapere come deve condurre un controesame solo sulla base delle dichiarazioni rese al dibattimento e senza conoscere le dichiarazioni rese in fase di indagine. Presidente, mi dà la parola? Chiedo scusa. Presidente, anche se la cosa non mi riguarda personalmente, il problema è che noi abbiamo, noi difensori, abbiamo subito la separazione dei giudizi e quindi vorremmo che le regole del gioco... Scusi avvocato, io ho accolto l'opposizione, che devo fare di più? No, nulla. Ora, un momento di riflessione e poi vedrà il pubblico ministero come continuare e come riuscire a separare i due oggetti dell'indagine. Mi sembra comunque di comprendere che sia assodato che il pubblico ministero possa fare domande circa l'esistenza di guerre fra gruppi malavitosi. Certamente. Lei ha conoscenza di altri reati di cui sarebbe reso responsabile il Campanella, signor Filistad? Ma sono a conoscenza solo questo qua, questi che ci ho nominato, di altri no, perché l'omicidio di Ponzio, nell'addetto del 90, sempre quando facevamo qualche riunione, qualche pranzo insieme... Ascolti, non risponda alle domande. Scusi, volevo precisare questa domanda. Lei sa se il Campanella si sia reso responsabile di altri reati diversi, omicidi? C'è opposizione alla domanda. Il pubblico ministero... Prego. Sono intervenuta forse troppo presto, chiedo scusa. Quali estorsioni, rapine o altro? Sì. Il Campanella... no, scusi, c'è sempre l'opposizione? No, Presidente, semplicemente mi è sembrata troppo generica la domanda. Sì, può rispondere. Il Campanella nel 90 ha preso parte sia a Pogghiangelo Stabile da un'estorsione di un costruttore che si chiama Fighiera, che questo qua è comparente di Massimino, a Via La Africa che facevano palazzine. In che anno siamo? A 90.
A 90, sì, a 90. A 90 è il BGP dell'89 o 90, sto parlando. E allora questo Fighiera era sotto minaccia di estorsione, di cose, e Calogero Campanella e Angelo Stabile l'hanno portato a compimento e poi si hanno fatto consegnare 6 milioni al mese, ogni mese di questo Fighiera, di questo costruttore, e venivano questi qua divisi sia 2 milioni il Campanella, sia 2 milioni Nino Pofferente e sia 2 milioni Angelo Stabile, che 1 milione ci spatteva a due componenti del gruppo stesso, di noi stessi, di Angelo Stabile. Lei poc'anzi ha indicato il rustico. Sì, poi c'è una situazione che noi da parte dei custodi misimo minacce istruttive o rustico che sarebbe il titolare un tale Vito. E anche c'è la collinetta che è il titolare. E in che anno siamo? Questo è l'89. Sto parlando dell'89. E allora questo Giovanni che sarebbero due titolari, due soci, sia do Rusto che sia della collinetta, sono state minacce istruttive da parte di noi stessi e ci stanno dando la parola d'ordine, dice ma potete pigliare un caffè e chiudere il telefono. Quando c'è stata la riunione con Angelo Stabile, con Calogero Campanella e Addo Iaccolane o Nottuno, si è parlato anche di questo fattore d'Orusto, che il Calogero Campanella che c'era a Fighiera davanti dice, questo dice pagare che c'era un pizzo, dice a Chiaffio Fighiera, e c'erava 3 milioni, mi ha detto al mese. E noi ci siamo stati zitti. E la risposta che era stata data, c'è un caffè, cosa significava? La parola d'ordine, quando si rispondeva al telefono, noi che ci poteva dire mettiamo Nitto Santa Paola, non Calogero Campanella, e c'erano le parole d'ordine, ogni gruppo, noi del nostro gruppo c'avevamo una bottiglia di whisky, loro c'avevano caffè, da parte del cappello c'avevamo un aperitivo. E quindi c'era un accordo fra i vari gruppi circa le parole d'ordine e il significato delle parole d'ordine? Questa era la parola d'ordine che significava che era mettiamo caffè e era Santa Paola, un whisky erano i custodi. Cioè che già c'era una protezione? Sì, però Presidente, scusi, non ci sono arrivato, ma mi pare suggestiva la domanda del pubblico ministero. Perché... certo, avvocato, era suggestiva. Può continuare. Sì. Questi qua trovano queste parole d'ordine perché certe volte la polizia vuole vedere mettiamo il telefono sotto controllo e non ci poteva dire mettiamo sono gli Angelo Stabile o sono questo, sono là, e pigliamo un accordo con ogni famiglia c'era la sua parola d'ordine e quando si sentiva quella parola d'ordine si doveva ricorrere la parola che si diceva, mettiamo si diceva una bottiglia di whisky a gusto e non che venivano a gusto per prendere cautela se questo qua come era combinato, questo industriale, chi era, un commerciante, uno che veniva a Livi, qualunque sia. Senti una cosa, lei ha conosciuto altri componenti del gruppo del Santa Paola? Ma del gruppo Santa Paola posso indicare piccolamente dei componenti. Quelli che lei ha conosciuto, se li ha conosciuti? Ma ho conosciuto Natale di Emanuele. In che occasione l'ha conosciuto? Ma Natale di Emanuele l'ho conosciuto sopra di una discussione che c'è stato nel periodo del 90 con Angelo Stabile, perché Natale di Emanuele c'ha uno figlio di trasporti funebri e allora Natale di Emanuele si voleva proprietario sempre nel Castello Ussino, nel periodo del Castello Ussino, di un'agenzia di trasporti funebri che si chiama questo, il titolare Petrolatore. E questo aspetti, lo vuole ripetere che non ho compreso? Come si chiama questa agenzia? Questa agenzia di trasporti funebri si chiama Petrolatore
e questo petrolatore era come un padre perché Angelo Stabile ci faceva qualunque favore, si metteva anche una pistola addosso per salvaguardare la vita di Angelo Stabile perché lo voleva troppo bene. E allora nell'agenzia di Natale di Emanuele stesso si sta portando una discussione tra Angelo Stabile e il Natale di Emanuele, se Angelo Stabile ci poteva fare questa cortesia, se ci poteva fare vincere questa agenzia di petrolatori. E che Angelo Stabile non ha attendito la discussione, si è buttato per aria. Dopodiché... Aspetti, Filizardo ha detto? Angelo Stabile si è buttato nell'aria, per aria, perché dice no, ma che stai fanno? Lo può ripetere il nome dell'agenzia lentamente? Petrolatore. Petrolatore? Sì. Angelo Stabile si è buttato per aria e dice se tu ce levi questa agenzia, dice ce leva la vita perché è anziano, dice quello muore. Vabbè, Angelo, cercavo di convincerlo e allora si stanno scontrando che la mia presenza questa volta non c'era, o gettino d'inverno, sia Angelo Stabile, sia Natale di Emanuele, sia Iatto Iaccolano e sia Calogero Campanella. Stanno mangiando e si sta buttando questa discussione. E allora Natale di Emanuele ci sta facendo anche una offetta di soldi agli Angelo Stabile. Se ci faceva vincere questa agenzia, ci dava 100 milioni, ci regalava agli Angelo Stabile e più lo menteva al petrolatore per non pigliare fuori come operaio. E Angelo Stabile, come ha sentito questa cosa, si è buttato per aria. No, non ci sta io stavo suggerendo un pochettino di discussione. Sembra il giardino d'inverno. Sì, e Calogero Campanella ha temporato la discussione, che poi lo sta riferendo a me stesso e Angelo Stabile tutte queste cose. Dice, ma ho offerto anche 100 milioni, dice non ci posso fare, dice una parte di chi sta qua, dice Zio Petro, quando Zio Petro ci si è prestato, dice io la tante cose, malato, accuruto, dice non ce la faccio, dice no. C'era la vera, mi era disponibile la sua casa, guarda, dice non ce l'ha fatta. E poi dall'oggi lei ha da pensare a cosa, che questa agenzia ci arrestavo. Poi c'è un'altra istruzione che dicono un dottore Micci. Dottore? Sarebbe il dottore Micci, titolare dell'Itazzuro e della Risacca, questa che si trova a lungomare per chi era certezza. Sì. E allora il dottore Micci era minacciato di minacce istruttive, ci ha bruciato magari pulito parecchie cabine. E allora l'avvocato Morano sta venendo a ricorrere perché era un amico intimo del dottore Micci, compagno di infanzia di scuola, e sta venendo a ricorrere da me, dice tu, dice c'è questo problema di questa maniera, ci possiamo risolvere, dottore Micci. E noi ci iniziamo a camminare per cercare chi era questo qua. C'era una parola d'ordine quando telefonavano anche all'Itazzuro e anche parecchie volte ci telefonavano nella casa del dottore Ravelli, un socio del dottore Micci. E allora c'era la parola d'ordine che lo prendevo io stesso, sì, mi chiudevano telefoni e poi continuavano sempre a farci minacce istruttive. E allora noi ci andiamo anche nei gruppi a dirci questo particolare, se erano a conoscenza, visto che più di una volta abbiamo chiuso questa istruzione e sempre continuavano. Io mi piace asciutto, ne pippo camisetta che si chiama Verone, e poi da parte del dottore Cappello, da parte dei mostri figurini, e non ne sapeva nessuno. Più di una volta ci siamo a Calogero Campanella, e Calogero Campanella dice tu, Angelo, che ti posso dire? Arrivando a questo punto dice, guarda c'è la parola d'ordine in me, dice che si picchiano un caffè a Picanello. Parlando, guai, io con Angelo questo particolare non ci picchiamo. Dico per poco non ci telefonano più al dottore Micci e noi arrestato una bella amicizia. Dopodiché all'avvocato Marano, io, Salvatore Vittorio e Angelo Stabile, se poteva essere il dottore Micci sottomesso di protezione, che non ci succedeva niente, poi va andando a mese
io non c'era nessuno che consultava. E di questa maniera è difficile, perché si sprechiava l'avvocato Marano di tutto ciò e ne faceva varare 45 milioni all'anno di questo dottore Amici. E poi abbiamo saputo che queste minacce istruttive ci faceva da parte di Natale di Emanuele, poi fattore che ci aveva l'acqua scivola e si voleva mantenere anche d'oliva azzurro per fare tutta una cosa grande. È finito questa, tutta la discussione è finita qua, che non si è fatto niente. Lei conosce altri componenti oltre a quelli che ha indicato? Ma Nicola Mavuggiere, che l'amicizia totalmente l'abbiamo preso qua nel carcere di Bicocca a destro, che lui sapeva che io ero un componente di Galletto Campanella, perché Galletto Campanella ci raccomandava a me. Il pubblico ministero ha finito il suo esame. Controesame. No, aspetta. Presidente. Chiedo scusa Presidente. Aspetta. Scusate, chi è che ha chiesto la parola? Ero io. Ah, sì. Ero io. Sì. Soltanto pochissime domande. Innanzitutto le indicazioni che ha fornito sull'omicidio di Franco Lombardo da chi le ha prese? Ma prima l'ho preso di Angelo Stabile parecchie parole che mi sono dimenticato a dirglielo anche a Bologna, questo particolare, e anche dei componenti del gruppo da Savasta. Perché poi c'è stato, prima c'avevamo la spaccatura a Casa Vasta, poi quindi mi faccia capire per la verbalizzazione, queste notizie le ha prese da Angelo Stabile, mi pare di aver capito. E Angelo Stabile mi ha dato la conferma totale per questo fattore. Perché la conferma totale? Lei aveva già altre indicazioni? Oppure... Sì, che è stato il gruppo di Santa Paola a fare sì, ma da chi aveva avuto queste indicazioni? Già da altri oppure... C'è stata una discussione da parte da Savasta stesso, dei componenti da Savasta. Quindi un'indicazione che proviene dal gruppo della Savasta? Sì. In occasione dell'omicidio di Turin Battù, ricorda se la vittima era in compagnia di altre persone? La vittima era in compagnia di suo cognato, di Musumeci. Si chiama Musumeci. È rimasto ferito? È stato ferito, che è stato Riccardo Messina a Sparacci con 7,65. Lei conosce Viola Francesco? Viola Francesco. Barry White? Sì. Quale gruppo appartiene? Presidente, opposizione a questa domanda. Perché? E perché non mi pare pertinente al processo che stiamo trattando, dottore Bertone. È pertinente nella misura in cui Viola Francesco è indicato come nella lista degli imputati del reato connesso che debbono essere esaminati. Io dico che, scusi Presidente, non mi fa chiarire, dico la risposta dell'obiezione del pubblico ministero, non credo che ci indichi che il tema di questo processo è un'associazione alla quale non mi pare che appartenga il Viola, ritengo, no? Quindi se poi il Presidente la vuole porre, la può porre, possiamo fare una mappa di tutti gli imputati che ci sono a Catania, di tutti i collaboranti. Non arriveremo a questo. Se si ammette questo principio possiamo poi fare tutte le domande che vogliamo. Il tema è quello delle attività illecite, quindi delle guerre tra i gruppi. Ed è evidente che siccome il Viola a quelle guerre ha partecipato, una domanda sul Viola e comunque sull'eventuale al tema del processo. Può rispondere. Signor Presidente. Quindi Viola Francesco in quale gruppo era? Era Cappello. Lei ha militato mai nel gruppo Pillera Cappello? Ma una volta quando c'è stata la spaccatura
con il gruppo di Puglisi ci ha dato un appoggio, un cappello per farcela vera sempre a Puglisi. Non ho altre domande, Presidente. Presidente, no, io vorrei fare un'osservazione prima di iniziare il controesame. Come sappiamo tutti i difensori, l'unico atto che è stato depositato che contenga dichiarazioni del collaborante che è stato appena sentito è una deposizione resa nella qualità di imputato di reato connesso, resa in un procedimento dinanzi alla Corte d'Assise di Catania. Non abbiamo avuto nessun altro atto depositato, il che già crea uno squilibrio enorme fra le due parti. Però, signor Presidente, se lei ci chiede di fare il controesame senza nemmeno avere gli atti, ciò che ha dichiarato con abbondanza di particolare e parecchie difficoltà di comprensione, devo confessare da parte mia, il collaborante oggi, io credo che quantomeno avremmo diritto di vedere la trascrizione e sulla base di quella trascrizione procedere al controesame. Noi non abbiamo nessun elemento per vedere se l'attuale collaborante ha mai reso dichiarazioni che ci possono consentire di dire che oggi dice delle cose diverse. Non possiamo procedere a contestazione perché non abbiamo nulla. Ci dica lei come dovremmo fare questo controesame. Signor Presidente, ci associamo a quella che è la segnalazione, la richiesta, l'invito fatto dall'avvocato Strano Tagliarelli. Signor Presidente, se mi consente, vorrei fare una sola domanda di controesame e poi la Corte deciderà su questo, sulla mia istanza. Una sola, Presidente. Se non lo iniziamo per tutti. Perché vorrei sapere se l'attuale collaborante ha mai reso dichiarazioni sugli argomenti, sui fatti e sui personaggi che oggi ha indicato. Rimandiamolo al controesame questo avvocato. Il pubblico ministero in proposito ha da dire qualcosa? Aveva chiesto la parola? Presidente, il pubblico ministero, questi pubblici ministeri non hanno altri atti da depositare. Da notare che per quello che ricordo indirettamente da conversazione con colleghi, che questi fatti sono stati oggetto di dichiarazioni al dibattimento, quindi dichiarazioni pubbliche che il pubblico ministero non ha nella sua disponibilità e quindi non è obbligato a mettere a disposizione. Quindi le dichiarazioni che il signor Filistat ha oggi reso, per una parte che ho potuto controllare, sono dichiarazioni che ha già reso nell'ambito di un dibattimento pubblico al quale probabilmente molti dei difensori che oggi sono qui presenti hanno partecipato. Grazie. No, il problema, dottore Bertone, certo non chiediamo il deposito di atti. Non posso mettere a disposizione atti che già sono pubblici, io posso mettere a disposizione atti che sono nei limiti in cui non sono riservati, e quindi questa è la linea che è stata scelta e abbiamo messo a disposizione quello, per altri lo abbiamo fatto, per quelli che sono atti a nostra disposizione. No, scusi, devo fare un chiarimento, almeno spero che sia come dico io, dottore Bertone. Mi rendo conto che voi non dovete depositare gli atti che sono pubblici, che quindi dovrebbe essere cura dei difensori, sostiene lei, di andare a guardare, ma gli atti che sono stati fatti in sede di indagine, e quelli sono atti che conosce certamente la Procura e che sono in possesso della Procura. Se poi la Procura non intende depositarli e poi intende fare l'esame qui del collaborante senza darli ai difensori, questo è un altro discorso, ha facoltà di farlo, io lo segnalo alla Corte per segnalare semplicemente in che condizioni noi siamo messi nel momento in cui si deve fare un controesame. Questo è il mio concetto. Ecco, io le dico che lei è nella stessa condizione di questi pubblici ministeri. Queste dichiarazioni è la prima volta che noi le apprendiamo ed è la prima volta che sentiamo questi temi. Solo per quanto riguarda la vicenda che riguardava l'acquascivola o il lido azzurro, mi risulta sicuramente che questa è stata un'indicazione che il Filistat ha dato nel corso del dibattimento, quindi noi non abbiamo altri atti da mettere a disposizione. Per noi è la prima volta che sentiamo queste indicazioni. Bene, allora io insisto, Presidente, nella richiesta di rinvio del controesame al momento in cui potremo esaminare questo verbale. Va bene.
Allora, per il Presidente, contresame l'Avvocato Penna si associa alla richiesta dell'Avvocato Strano Tagliaferri. anche l'Avvocato Di Giorgio si associa. Signor Presidente, chiedo scusa, ma il rinvio è dettato da ragione di orario o dal fatto che non si è stati attenti in udienza o non si è compreso qualcosa? Perché No, scusi. Mi lasci finire, no, signor Pubblico Ministero, siamo stati molto attenti, il signor Filistat non ha il dono della chiarezza e abbiamo una necessità che è quella di sapere che cosa ha detto. Se è legato all'orario, avvocato. Signori, Signor Presidente, se è legato all'orario. le due cose, e mi spiego subito, le due cose si compenetrano, perché se noi siamo in grado di condurre a termine un controesame in un arco di tempo ragionevole questa sera, e allora vale la pena di iniziarlo, ma se lo dobbiamo iniziare per non finirlo, e allora mi sembra più opportuno dare a tutti la possibilità di approfondire un po' l'argomento sul quale deve essere condotto. Posso, Presidente? Scusi, chiedo la parola. Aspetti. Posso parlare? Credo di avere prenotato prima di lei. Presidente, credo che mi ha visto e credo che ho diritto a parlare. Ma attiene a questo problema? Certo, Presidente. È chiaro. Sentiamo l'Avvocato Russo. Grazie. Si sapeva che oggi doveva essere... Forse non ha percepito. Non avevo percepito. Infatti, lo so. Presidente, a proposito di quanto lei stava per decidere in fondo, è opportuno che si chiarisca, posto che il pubblico ministero ha detto che probabilmente potrà essere dipeso dall'attenzione che è stata prestata in aula, siccome io sono convinto che nessuno dei componenti della Corte, né il suo Presidente, né il giudice all'atere, né nessun altro dei componenti della Corte, di questo sono assolutamente certo, al pari degli avvocati, ha potuto chiaramente intendere con chiarezza e nei particolari quello che il collaborante ha detto, e che quindi è saggio perlomeno rileggere quanto il collaborante ha detto, allora io dico, non di attenzione si tratta, ma della sostanza. Questo verbale, quando sarà messo a nostra disposizione? Gli avvocati hanno percepito, così come la Corte ha percepito, un vago farfugliamento confuso che poteva essere chiaro. Mi scusi, Avvocato quindi, Presidente, credo che lunedì mattina dovrebbe essere a disposizione. Allora, io ripeto, non credo che sia un fatto di disattenzione. Invito la Corte a considerare che nessuno può averlo seguito, dico nessuno, se non chi conosceva almeno parzialmente quello che il collaborante stava per dire. Chiedo quindi che ci sia consentito di avere il verbale. Sì. Dico, se si fa la parte, se prima, scusa, un momento, una cosa per volta. Se si riesce, se si fa la parte riguardo quest'ultima parte prima dell'altra, potete metterla a disposizione anche informalmente dei difensori per... Prego? Ho detto lunedì. Ho detto lunedì mattina. No, Allora, pubblico ministero? Presidente, scusi, solo una notazione aggiuntiva che riguarda peraltro... No, Presidente, c'era intorno il pubblico ministero? No, mi ero prenotato. In ogni caso rinuncio, parlo dopo. Il pubblico ministero peraltro ha detto con lealtà che ci sono delle altre dichiarazioni dibattimentali di cui, sia pure così indirettamente, si è giovato. Dalla stampa? Dalla stampa. No, io la stampa non la leggo. Possiamo anche da questo punto di vista avere un poco di tempo per leggere anche noi e giovarci di queste precedenti dichiarazioni? Sì. Basta. Presidente. Allora, pubblico ministero? Sì, Presidente, io volevo fare soltanto una annotazione, anche per darci una regola per il futuro. Noi, Presidente, una regola per il futuro e direi per l'immediato futuro. Se dovesse passare il principio che ogni controesame richiede l'esame del verbale, inutile che andiamo a Torino o comunque in un'altra sede giudiziaria, perché è evidente che soprattutto per gli imputati
per i quali non sono state rese dichiarazioni in precedenza e per i quali non ci sono molti verbali a disposizione, il problema si creerebbe comunque. Quindi se è un problema di orario non abbiamo difficoltà, ma se è un problema di principio è sono stato già richiamato all'osservanza delle regole dall'avvocato Passarella. Prego. Chi Presidente, desideravo avere la parola, sono l'avvocato Rapisarda. Si accomodi, avvocato. In quale? In Pegaso? Presidente, mi scusi, sono qua, ma... In parte, ma non... Avvocato Rapisarda. Sì, Presidente. A me pare di dover fare questa ulteriore osservazione. Se è vero che il contraesame serve anche a controllare la credibilità del testimone e se è vero che attraverso il controesame si deve stabilire il grado di attendibilità del collaborante, mi pare che nel caso di specie l'unico mezzo per poter accertare questa attendibilità nel caso in cui la difesa non dispone dei verbali è proprio quello di studiare con attenzione quanto riportato dal teste ed inserito nel verbale di causa. È chiaro che questo diventa, a mio modo di vedere, l'unico mezzo per controllare la veridicità di quanto sta dichiarando il Filistad in questa sede. Allora, consentitemi una cosa. Intanto licenziamo il signor Filistad, al quale non interessa niente di tutta questa querela. Aveva dichiarazioni da fare? Allora, lei dovrà tornare martedì mattina. Può andare, ora lo potete scortare. Scusa, Presidente, scusi. Chi provvede alla traduzione del signor Filistad? Mi scusi, non ho capito. Ci sono problemi trattenetelo, allora trattenetelo da parte un momentino. Dobbiamo, se no va a finire la confusione delle lingue. C'è l'avvocato che chiede la parola. L'avvocato Penna, difensore di Pulventi Armando. Desideravo fare un'osservazione in merito a un particolare che forse è sfuggito alla signoria vostra. Cioè a dire, lunedì lei intende per lunedì lavorativo? Oppure intende tenere udienze? Che cosa, avvocato? Che cosa? Perché il giorno 5, lunedì, sarà a Sant'Agata qua a Catania. No, gli uffici sono aperti. Per i verbali c'è quest'altra cosa. No, gli uffici giudiziari sono aperti. Non ho considerato. No, sono aperti gli uffici giudiziari lunedì mattina. Ah sì? Io stamattina sono andato a informarmi e c'è. Va bene, allora nulla questo. Ora dobbiamo chiarire una cosa. Il discorso della regola è che il controesame deve seguire l'esame immediatamente, con tutti i vizi che può avere l'esame e tutti gli inconvenienti che tuttavia si riserva, e secondo ragione, di considerare volta per volta. Cioè, alla regola possono essere apportate le dovute eccezioni quando, per l'appunto, si presentino ragioni particolari, e questo è uno. Secondo discorso, siamo in un orario in cui mi sembra inopportuno continuare con il controesame immediato, e ne possiamo convenire tutti. Terzo problema, il discorso della traduzione, cioè non è possibile averlo qui per martedì, significa non è possibile averlo qui per martedì. Il problema è che per martedì mattina già ci sono 2 detenuti che erano arrivati oggi e sono ripartiti, cui si aggiunge il Filistad, quindi bisognerebbe, ora sono 3, sì. Perché? No. Comunque sono 3 o 4. Presidente, posso poi intervenire già appena finisce il dottore Bertone? Cosa? Quindi, Presidente, dico, sono problemi che in qualche modo devo esporre alla Corte, poi la Corte dirà, anche perché se fosse un'altra la data, siccome questi detenuti non rimangono a Catania, sarebbe bene fare un programma più concreto. Se per martedì ci troviamo già con 4 imputati detenuti che sono in transito e debbono rientrare, allora diamo disposizione perché vengano un altro giorno. Tutto qui, sto cercando di razionalizzare al massimo.
sono? Su questo disponga si può organizzare il pubblico ministero che, se nei limiti della sua disponibilità, della disponibilità che ha dei suoi testimoni, diciamo così, noi ne prendiamo atto e proseguiamo come si può. Presidente, mi scusi, anche sono l'avvocato Antille, se si potesse sapere chi sono i detenuti. Chi sono? Avvocato, arrivato a questo punto vi prendete quelli che arrivano, insomma. No, Presidente, che senso ha fare un programma se poi... Scusate, il senso del discorso è questo. Cioè, noi, scusate una cosa, tra martedì mattina, mercoledì pomeriggio e giovedì pomeriggio dobbiamo sentire possibilmente, che so, 3 persone. Per questi 3 giorni vi dovete rendere disponibili quali che siano. Sì, Presidente, il problema è questo, signor Presidente, mi scusi, dinanzi ad una lista testimoniale particolarmente corposa e a numerosi verbali, dovendo noi predisporre un controesame con relative contestazioni, chiediamo di sapere, per non trasferire qui le carpette dei nostri studi, chi sono i dichiaranti di quel giorno. Non sono noti, avvocato, non sono noti. Quelli indicati nel programma. Non dipende più dalle nostre possibilità, ma dalle disponibilità del Ministero e dei nuclei di traduzione. Quindi sono i detenuti indicati nella lista che è stata depositata. Presidente, scusi, non si possono dare altre indicazioni. Posso avere la parola, Presidente? Guardate, questa mi pare una conseguenza inevitabile. Non posso. Scusi, Presidente. Non è avvocato che mi voglia nascondere le persone che devo interrogare, non sono più in grado di dirlo, perché il Ministero al quale abbiamo fatto pressioni per far tradurre e ritrasferire i detenuti si trova in grande difficoltà a organizzare in tempi rapidi la traduzione dei detenuti, quindi non le posso dire esattamente, proprio perché i detenuti non si trovano a Catania, quindi come faccio a dirle quali saranno i detenuti che dovranno essere sentiti? Le dico soltanto che sono i detenuti tra quelli indicati nel programma di questa settimana. Signor Presidente, mi scusi, potrebbe ritenersi soddisfatto, avvocato Antille. Scusi, un'altra questione, volevo dire. No, le preannunciavo soltanto che l'imputato Madonia voleva fare la dichiarazione spontanea, poi quando lei gli darà la parola. Vorrebbe? Scusi, vorrebbe fare la dichiarazione spontanea quando gli darà la parola. Stasera? Sì. Mi sembra eccessivo. È un minuto soltanto. Chiedo scusa perché ci sono dei se non è proprio urgente la dichiarazione di Madonia, cioè se può farla in qualsiasi altro momento. Presidente, un minuto, le sottraiamo un minuto. Presidente, volevo sapere se mercoledì mattina, proprio per dare disposizione, si tiene udienza oppure no, perché altrimenti... Secondo il programma no, l'Aula è impegnata mercoledì pomeriggio, va bene. Presidente, mi dà la parola? Avvocato Attanasio. Brevissimamente, dia disposizioni sulla scorta di quella che è stata la deposizione resa oggi dal collaborante, che la trascrizione sia la trascrizione audiofonica, non stenografica. Non mette il carro avanti ai buoi, per favore, Attanasio. Capisco la ragionevolezza della sua, però se ne deve dimostrare a un certo punto la necessità. Per ora facciamo il verbale, poi si vede. Presidente, noi non intendiamo che chi va bene, allo stato rigetto la sua domanda. Ha preso avvocato Strano e chiudiamo. Avvocato Strano chiedeva la parola. Presidente, scusi, io voglio cercare un po' di razionalizzare il discorso anche alla luce... stiamo cercando di farlo tutti. Esatto, quindi vorrei portare un contributo in questo senso, anche alla luce di ciò che diceva il pubblico ministero, che prospettava le sue difficoltà, che sono obiettive, nessuno le può discutere. Però io dico, non possiamo preventivare per un giorno 4 collaboratori di giustizia. Mi scusi, Presidente, quindi se questo programma si scaglionasse in maniera un po' più realistica, perché io non credo che un controesame... questo vale per il futuro. Sì, Presidente. Per la situazione in cui ci troviamo non abbiamo nient'altro. Abbiamo un programma con... Scusi, Presidente. Scusi, Avvocato. Abbiamo un programma con quanti collaboranti? 5, quanti sono? Per la prossima settimana. O più. Naturalmente questo numero... Quanti sono? Non l'abbiamo sentito. Avvocato, scusi.
Mi stupisce che lei continua a fare questa domanda. Lei lo fa il calendario. Perché mi fa Dottore Bertone, ma perché alza la voce? Mi scusi, io parlo in tono molto pacato e sono capace di urlare più forte di lei, glielo garantisco. Ha ragione sicuramente, mi scuso per il tono, però lei è 3 volte che rifà la stessa domanda. Quindi la mia reazione è collegata al fatto che lei insiste su una domanda. Dottore Bertone, la risposta già conosco. Non ho sentito cosa ha risposto. Signori, non ho sentito la sua risposta. Signori, basta così. Allora, nel numero di quelli che sono in programma, per le 3 udienze della prossima settimana, saranno scelti 3 o 4 per 3 giorni entro quel numero, che però il pubblico ministero sta dicendo che non può preannunciare ora. Ma entro quel numero, a quanto ho capito. Quel numero e quei nomi che sono stati già preannunciati. Bene, Presidente, vorremmo solo sapere dalla cortesia del pubblico ministero, visto che stasera non li può oggettivamente indicare, se quantomeno la mattina dell'udienza, passando dal suo ufficio, ci potrà dire chi dovremo penso sentire. Che non ci sono difficoltà. Io lo potrò dire, avvocato, ma sempre con approssimazione, perché è successo che abbiamo saputo dei disguidi quando l'udienza già era iniziata. Lei verrà, io con molta cortesia dirò quello che è mia conoscenza. La linea alla terza cabina all'imputato Madonia e poi chiudiamo. No, dalla cabina, ho esaurito tutte le mie capacità, Madonia, mi scusi, non ce la faccio. Parli da lì. Sì. Certo che la sento. Io sono qua perché ho il processo, non ho fino a questo momento mai messo le ruote per persone che vedrete dove mi giudicano. Sì, signore. Sono venuti per questo processo per rinunziare anche alle 10 di sera. Potevo non farlo, invece l'ho fatto, ma non l'ho fatto, faccio con tutte le cose, perché non mi ha dovuto nemmeno in mettere Pastore Ferrarote ai magistrati. Io sono venuto per ascoltare i pentiti che mi riguardano, almeno questo non lo deve consentire come non lo consentono tutti gli altri. Negli altri progetti fanno l'elenco e quel giorno si sente il pentito che mi interessa e io non lo sento. Ora in questa settimana io ho 3 processi che devo andare ad ascoltare. Quindi dato che il pubblico ministero non mi può dire quando tocca quello che mi interessa a me, o fermo questo o fermo altri 2 processi, signor Presidente. Quindi se tutti gli altri processi mi dicono quando tocca il pentito che interessa a me, perché non lo devo... Quando è che lei deve andare fuori? Quando dovrebbe andare fuori? Quando? Non ho sentito bene. Quando? Ho capito. Tramite il suo difensore io spero che il suo problema possa essere risolto col pubblico ministero entro martedì. Io ho sentito, scusi, io ho sentito che lei ha il problema per mercoledì. Mercoledì, giovedì e venerdì, signor Presidente, negli altri processi lo dicono prima, io non ho mai letto Posso consigliare che il problema possa essere risolto nella giornata di domani mattina, più di questo non posso fare, solo consigliare. Signori, buonasera. L'udienza è tolta e si rinvia all'udienza di martedì prossimo, ore 9:30 Presidente, nell'interesse di Aiello, devo dire che Aiello, che mercoledì è citato a Palermo, non intende rinunziare a questa udienza, anzi intende presenziare a questa e non intende rinunciare a quella di Palermo. Presidente, scusi, martedì, mi scusi Presidente per precisare, martedì c'è la mattina questo processo e il pomeriggio l'altro? Guardate, ci dobbiamo organizzare anche per il discorso dell'altro processo per martedì, nel senso che se si dovesse riconoscere che si fa troppo tardi per questo, l'altro processo viene rinviato puramente e semplicemente e basta. Presidente, ma il contresame che abbiamo iniziato stasera o che avremmo dovuto iniziare stasera, sono io Presidente, l'avvocato Sì, l'ho capito. Dico, il contresame di Filistad quando si terrà, quando si proseguirà? Non lo so. Mercoledì. Mi pare di aver sentito mercoledì pomeriggio. Scusate. Mi scusi, ma chi l'ha detto questo? No, che va a Orsa Maggiore, Presidente, va a Orsa Maggiore, uno il martedì
come? Il martedì dilata al pomeriggio Orsa Maggiore? No.